Allora, ragazzi, vi comunico, questi signori sono i primi in assoluto che suonano l'erba alla con la tua logica di crack. E magari se lei fosse stata con me. Sono stati 3 giorni veramente impegnativissimi, abbiamo voluto fare una cosa un po' più creativa rispetto alle altre edizioni, poi sai il compleanno del birrificio La Piave è diventato oramai un appuntamento fisso del mese di aprile. Abbiamo fatto un mercoledì con il primo gruppo live che abbia mai suonato La Piave, è stato un bel successo di ragazzi bravissimi. È continuato ieri sera con il Fronte del Vasco, ragazzi stupendi, gente umile, gente bellissima, e ha portato il pubblico proprio del Vasco Rossi, che è il mio pubblico, io li adoro i vaschisti. Oggi, stasera, ci sarà Marco Cordi, sarà sicuramente un bel evento perché Marco è sempre un grande, capitanato assieme a lui c'è anche Ravazzolo, c'è anche DJ Lori, sono bravi ragazzi, gente che sa fare il loro lavoro. Il mio staff oggi è stato veramente fortissimo perché abbiamo lavorato in armonia, bene, abbiamo portato il sorriso alle persone che probabilmente gli manca anche. Il sottoscritto è sfinito perché arriva da 3 giorni di incubo, non ho mai dormito, però fare queste cose, vedere la gente soddisfatta, vedere che ti ringraziano per quello che fai, ma te lo dicono proprio con una stretta di mano di quelle vere, e soprattutto ti ringraziano per la qualità dei tuoi prodotti. A me questo fa piacere perché in un momento difficile come questo, dove il mondo non si sa dove sta andando, siamo tutti alla deriva, noi cerchiamo di formare una buona zattera per scendere la Piave, perché quando viene la prossima montana, magari qualche altra
storia che succede qua, cerchiamo di stare a galla. Bene, noi aspettiamo tutti alla prossima edizione, speriamo ci sia, speriamo il presente sia ancora qui, che qua non si sa mai, è da toccare ferro, però anche oggi è stato un successo e questo ci fa molto, molto piacere e anche molto onore, perché vuol dire che qualcuno ha capito che noi ce la mettiamo tutta per fare delle cose belle nel nostro territorio, perché io punto al territorio, dico sempre che noi siamo per il territorio. Ciao a tutti!